Scatman's World. Bella raga, ciao a tutti dal Comandone Veneziano, siamo su Formula 1 2013 ragazzi, dopo la gioia e il godimento della vittoria del Giappone, una cosa incredibile, arriva la terza qualifica negativa consecutiva, ma purtroppo qui ci sono i Gran Premi sfavorevoli, cioè lo sappiamo, Corea, India, mi siamo sui maroni, meno male che a Suzuka ho sbagliato io le qualificazioni, però sapevo di poter fare bene, infatti dopo ho vinto con una strategia incredibile. Ma qua in India è disastroso, 19° posto, mai vicino ai primi. Sarà un'impresa fare qualcosa in questa gara, proprio sta sui coglioni, cioè non c'è niente da fare. Che cazzo andiamo in India con la Formula 1, madonna, che non sarà neanche cos'è una macchina. Vabbè, la pole position l'ha presa Alfonsino, Rosberg secondo, Gigione terzo. Speriamo in una gara tranquilla e di fare magari un punto. Vai ragazzi, Gran Premio dell'India. Vai Comendone. Dobbiamo rimontare in maniera incredibile, una gara sfavorevole, soprattutto il settore 2 ragazzi, non riesco proprio a farlo, non c'è niente da fare. E via, Comendone qua è andato proprio lungo. Ah, come. Mamma mia, sportellate proprio, non me ne frega niente. Cosa succede Button? Perché così Button? Perché così Button? Button è un fantasma ragazzi, perché? No, non ho capito cosa è successo ragazzi, un ritiro intanto ma non ho proprio capito perché Button è un fantasma. Button davanti a me è un fantasma, va bene. Mamma che partenza di merda ragazzi, ho tamponato qualche macchina, oh fioi. Purtroppo qua in India è così. Questo è il settore di merda che non ne faccio mai una giusta. Oh, Massa mi supera alla grande, bravo Massa. Ma il Comendone non c'è proprio in India. Dopo la grande vittoria di Suzuka, sta gara di merda. Che devono cancellare dal mondiale, non vedo l'ora di non vedere più l'India. Chissà perché Button era un fantasma, bah. Primo giro completato, ma ne mancano troppi. Comunque Button è 22, ultimo Button. Forse l'ha preso, forse è un drive-thru, non lo so. Ocio! Che gara di merda l'India, ragazzi, che gara di merda. Non la sopporto, è una delle mie proprio preferite proprio. Dai come. Prendi la scia Pippo Massa. E arriva il sorpasso comendiano. Non è prevista pioggia oggi purtroppo, visto la grande strategia di Suzuka. Vai Comandone. Questa è dopo la parte di tracciato sfavorevole. Bravo Come. Dai, teniamo duro, questa è una gara difensiva, catenaccio veneziano. Proprio non mi piace sto tracciato, mi fa da cagare. C'è poco da fare. Dopo sono curioso di vedere Austin, che su MotoGP mi ha veramente smaronato i coglioni. DRS abilitato. Dai, il quinto posto, la metterei la firma per il quinto posto comendiano. Oh cazzo, adesso mi sono accorto, mi sono anche dimenticato del carburante, che credo. Vaneggi veneziani. Vaneggi comendiani, raga.
Oh, sono tutte là comunque i primi, Vedi, sta gara sta sul cazzo a tutti. Preferisco un piccolo vantaggio su Massa. Sì, niente, però c'è. Questa gara sta sui coglioni a tutti, secondo me. La vettura che ti segue è a circa un secondo di distanza. Non così, come no, così. Niente, ho sto settore, proprio non lo so fare. Occhio a Massa, occhio a Pippo. Occhio a Pippo. Bravo Kume. Bravi ragazzi, ok. Altro giro completato, ragazzi. No, ma dove cazzo vado? Vado per campi, Dio mio. Ah, Dio santo. Non ho capito chi, però. Dai, come, portiamo a casa almeno qualche punto. Almeno qualche punticino. Tanto quinto non arrivo, secondo me. L'importante è stare in obiettivo scuderia, così sono contenti. Tori è felice e si gode. In questa gara è già un miracolo essere qua in sta gara. Attenzione, Pippo Massa tenta il sorpasso, ma il comandone si difende abbastanza bene. Ah no, Webber, scusate, Webber ha superato Pippo Massa. Marchetto Sito Webber è davanti a Massa. Dai ragazzi, dai. Bravo Kume. Dai, Massa, che duello, Massa, Sito Web, Pippo Massa e Sito Webber. Ci aspettavamo di ritrovarci 7 posizioni più in basso in classifica, continua così. Siamo quarti e non so il perché. Ma non c'è stato un ritiro però. Siamo quarti ragazzi. Che giri di merda ragazzi, mamma mia. Fai attenzione, gli pneumatici della macchina alle tue spalle sono molto meno usurati dei tuoi. Che belle notizie, grazie tesoro. Bella sta curva. Puttana merda. Al sesto giro, ottimo Massa. Pippo Massa ragazzi, occhio a Pippo. Qua in India l'è veramente dura. L'è dura. Bravo Kume, mamma mia. Il comandone si difende in questa gara strasfavorevole, è già un miracolo veramente. It's miracle. La 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 la. Scusate ragazzi, vaneggi veneziani. Bravo Kume, dai. Tien duro, tien botta. Che dopo l'India arrivano Interlagos e Abu Dhabi, 2 gare favorevoli. E Austin non lo so, ma l'ho fatto talmente tante volte con MotoGP che probabilmente sono migliorato. Comunque le gomme dai non sono messe malissimo. I meccanici ti aspettano alla fine di questo giro. Un ritiro, 20 macchine, un altro ritiro ragazzi. Bene, bene, bene. Pensiamo che la vettura alle tue spalle abbia impostato il motore sulla massima potenza. Sta cercando di raggiungerti. Forse è per quello che ho guadagnato la posizione, si è aggiornato in ritardo forse il computer. Vado ai box subito comunque, Se riesco a mantenere quel vantaggio vado ai box subito.
Che se riesco a tenere il vantaggio su Webber e sugli altri non ho problemi di traffico. D'altronde è normale, l'Austria sta andando bene incredibilmente in Formula 1 e vogliono il tracciato. Anche se la 1 ring era bello, però proprio chiamarlo Red Bull no, Consumo di carburante. Vabbè, concentriamoci qua, va che è meglio. Un altro ritiro intanto, madonna. Dai, la safety car niente. Tanti ritiri, tanti ritiri. Secondo me però per la safety car Problema con il Kerr. bene, è più facile con quando fai il 100%, in 15 giri è più difficile vederla, secondo me. Comunque sto giocando a Formula 1 anche per PC con delle mod, dei danni, robe così. Ed è una roba spettacolare, ragazzi. Comunque la grafica da PC, raga, è una roba grande, cioè. Per carità, bello anche su Xbox, però su PC è una grafica incredibile, cioè. Sembra vero, c'è poco da fare. Però chiaramente il registro da Xbox, che è più comodo. È molto più comodo da Xbox, ho meno problemi di lag, roba, perché sapete che Fraps è pesantissimo. Mentre vai sta gara ha perso a Peel, secondo me, nel senso, se va bene arriviamo sesti, se va male arriviamo settimi, insomma. Io spero il prossimo anno con una macchina più performante di migliorare molto in India, perché è proprio una gara che non mi va. È una gara che non mi va giù. Il Kersh non va, che bello. La distanza dalla vettura che ci segue. Ci ho fatto il mio miglior giro. Fai attenzione, potrebbe... Miglior giro senza Kersh. Questo è il Comenda, ragazzi. Un pazzo scatenato. Le gomme vanno bene. Il Kersh un po' meno. Pazzesco, Dio mio. Problemi al Kersh per veneziano. Però Perez è ancora abbastanza lontano, dai. Oh, Massa ha fatto un finale di mondiale, però strepitoso, Grande Pippo. Cerchiamo di tenere duro sti ultimi giri. Comunque è un sesto posto importante. Però Perez è vicinissimo. Se in una curva riesco a perdere o a guadagnare tutto, è pazzesco. Questa poi è la gara di casa anche della Force India. Se era la Force India qua pretendevano la vittoria, secondo me. Dai, 3 giri alla fine. Dieci secondi da Massa, è così, raga. È così, è così. Il Kersh ancora non va, che bello. Non può arrivare in un minuto una pioggia torrenziale, no? Comunque la vittoria di Suzuka, mamma che godimento, una roba incredibile, super avvincente, super incredibile, inaspettata, veramente una soddisfazione incredibile. La prima vittoria di veneziano nel circus della Formula 1. No, 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 no. Abbiamo risolto il problema al Kersh, è di nuovo disponibile. Che bello, grazie.
Dai, 2 giri mancano, 2 giri adesso, dai. Raga, penso ci sarà un taglio nel video perché è veramente una gara pallosa, sono sincero. Sono il primo a essere onesto, che sarà la gara completa perché sinceramente la rottura di Maroni, incredibile, 18 macchine in pista, un altro ritiro, fioi. Un altro ritiro, mamma mia che gara, raga. Gara a eliminazione, fioi. Quest'anno però i ritiri ci sono anche nella versione 360, senza mod e non mod, sono felicissimo di questo. La Codemasters ha fatto veramente un bel lavoro, è sicuramente il miglior Formula 1 della storia, non ci sono dubbi su questo. Attenzione, migliore primo settore. Per il migliore primo settore non ci credo, ragazzi. Non ci voglio credere. Dai, come che andiamo a fare un bel giro, forse proprio alla fine. Dai che siamo nell'ultimo giro, vai. E adesso inizia il final lap comendiano. Vai, final lap comendiano. Oh, il mio miglior giro, dai. Bravo Kume. Quindi io sono sicuro che senza, cioè con una gara al 100%, c'era sicuro la safety car. No, come no? No, sto errore adesso, porca puttana. Ah, se devo soffrire l'ultimo giro adesso. Ma porca miseria. Come, portacelo a casa, portacelo a casa. Perché voglio un bel sesto posto, che in questa gara è veramente oro. Vale una vittoria il sesto posto per me in India, ragazzi. Oh, e va a vincere Gigione. Vittoria per Gigione. Perez rompe i maroni. Ai, Perez mi ha superato alla fine. Riconquista la posizione, lo so che ce la puoi fare. Ma porca di quella porca. Proprio l'ultimo giro devo sbagliare. No. Non ci credo, non ci credo. Niente ragazzi, ho perso anche il sesto posto. Mamma mia. Vabbè, disastro, però ho perso anche il sesto posto alla fine, ragazzi, è andata male. Però l'avevo ampiamente pronosticato, Fio in India, era chiaro, non potevo fare tanto, è una gara che odio, è andata così. Vediamo i ritiri. Si è ritirato Vettel di festa, Alfonso e Batto. No, addirittura Batto squalificato, ecco perché. Adesso ho capito, ragazzi. Buono. Che bello, Vettel ritirato. Vabbè, 131 punti, costruttori 131, 161, siamo distanti. Ma buon raga, non è andata male. Adesso vediamo le email, vediamo le robe. Come da venire, vabbè, ormai Nico, poveretto, cioè, grande vittoria per Gigione, grande Gigione. Ok, qua andiamo su di livello. Vai su, siamo a livello 9? No, ancora no. Allora, offerte. No. La Sauber non mi interessa. Allora, sole pieno ad Abu Dhabi. Beh, chiaro. Qua a posto. E qua a posto. Boh, raga, è stata una gara un po' così. La prossima Abu Dhabi prevede invece cose positive perché là sono più forte. E un saluto del comandante veneziano. Ciao!
Commenda veneziano, commenda veneziano, commenda veneziano, lo youtubers italiano. Commenda veneziano, commenda veneziano, commenda veneziano, lo youtubers italiano.